Mister Bifini, buon pomeriggio, Gaetano Carnevale, BPTV. Oggi un pari, le chiedo innanzitutto se è un punto guadagnato, 2 persi, ma sicuramente c'è il lato positivo che dopo 3 sconfitte consecutive in casa, oggi quantomeno non si è perso. Sì, è stata una partita, forse al primo tempo ai punti meritavamo un po' di più, poi al secondo tempo è stata una partita dove siamo andati un po' sulle individualità, cioè, le squadre sono un po' allungate, potevamo far gol noi, potevano far gol loro, alla fine ecco, abbiamo combattuto ad armi pari, non ci siamo fatti male né noi né loro. C'è da dire magari ecco, una piccola zampata vincente sarebbe magari un'individualità un pochino più intraprendente, un pochino più di cattiveria, di incisività, però ecco, devo dire bravi ragazzi, abbiamo continuato sulla striscia positiva, anche se ecco, volevamo fare bottino pieno, purtroppo non ci siamo riusciti, però dai, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Mister, quanto incide, ricollegandomi anche rispetto a quello che ha detto, no, della cattiveria, un'individualità, quanto incide il cambio di categoria da eccellenza a Serie D? Secondo lei i ragazzi le stanno risentendo, lei vede questo? Ma no, ma le categorie ci sono apposta, è normale che abbiamo dei buoni giocatori con delle buone qualità, è normale, nel calcio la cosa più difficile è fare gol, cioè la scorsa settimana abbiamo fatto 3 gol e oggi abbiamo finito un clean sheet sia noi che loro, però la cosa più difficile, c'è un motivo perché gli attaccanti guadagnano di più, perché lo scopo del calcio è fare gol. Già ecco il bicchiere mezzo pieno perché la difesa non ha preso gol, è normale, dall'attaccante uno si aspetta anche dai centrocampisti, noi dobbiamo riempire delle caselle, significa che abbiamo fatto gol con tutti i difensori e con i terzini, magari ancora con i centrocampisti e gli attaccanti dobbiamo continuare a lavorare, ma prima o poi faremo gol anche con loro. Grazie mister, in bocca al lupo per la stagione. Grazie a te. Mister Bullo, buon pomeriggio, Gaetano Carnevale, BPTV. Arriva un pareggio importante per la corsa all'obiettivo, fuori casa contro un avversario tosto in una partita tosta. Per lei è un punto guadagnato o sono 2 punti persi? Perché il Crema più volte è andato vicino anche in modo nitido al gol dell'1-0. No, ma va analizzata per come è stata, un punto fuori casa contro un avversario che io reputo un diretto avversario per la corsa all'obiettivo, come detto è sempre comunque un buon punto che fa classifica, nel senso ci dà un po' di continuità ed è un punto che deve essere per noi una base di ripartenza per domenica prossima, dove andremo a affrontare un'altra partita molto impegnativa contro il San Giuliano. E dico sì, è vero che abbiamo avuto un biricciolo di rammarico, c'è, perché delle occasioni le abbiamo create, anche una traversa abbiamo preso con Pallaro, Longo ha avuto delle buone occasioni, delle belle ripartenze, Bernardini in area di rigore, Alboni ha calciato in diagonale, non gli si è aperto molto il destro, quindi è vero, però dall'altra parte c'è anche una squadra che è l'esatto contrario nostro, nel senso noi siamo molto piccoli, palleggiatori, e dall'altra parte c'è una squadra che non tanto atleticamente il gap non si è visto, perché credo che siano 2 squadre che stanno bene entrambe, però molto fisica, e da un punto di vista fisico hanno uno strapotere che ci ha messo un po' in difficoltà, e in un paio di circostanze, quando ci siamo sbilanciati perché ci siamo fatti ingolosire, abbiamo lasciato anche un 2 contro 2 dove abbiamo rischiato anche di perdere la partita, quindi bravo il nostro portiere in una circostanza a uscire fuori area, bravi loro a giocare su quella giocata lì, a fare quel tipo di giocata lì, devo dire che è un punto che ce lo portiamo a casa in questo lungo viaggio di ritorno e cercheremo di capire come fare per alzare ancora di più il nostro livello. Mister, lei pensa che ci sia una qualche, mi lasci passare il termine, problema tra casa e trasferta? Perché dei vostri 10 punti 7 sono arrivati in casa, quindi voi fate delle vostre partite casalinghe un vero e proprio fortino, poi in trasferta oggi è arrivato un altro pari, più che altro avete segnato in una sola trasferta, nel 2-2 di Vigasio. Sì. C'è qualcosa che forse manca proprio nell'aspetto della trasferta? C'è qualcosa che c'è di diverso? No, non credo. Credo sia troppo presto per fare un bilancio da quel punto di vista lì. Aspetterei almeno la fine del girone d'andata per cercare di capire, di capire qual è l'andamento, o fare un bilancio di un possibile andamento. Diciamo che bisogna anche capire le squadre che abbiamo affrontato. La vedo anche in altra ottica, nel senso, fuori casa abbiamo perso una partita e in casa ne abbiamo perso una,
quindi è ovvio che, sai, si dice in gergo vinci fuori e vinci dentro e non perdi fuori, e diciamo che è quello che più o meno stiamo facendo, quindi non è un brutto ruolino di marcia. È normale che abbiamo perso 2 partite, con la Casatese fuori casa e in casa con la Castellanzese, che magari non avremmo meritato di perdere, però è anche vero che abbiamo fatto magari una vittoria col Magenta che poteva essere un pari, quindi tutto sommato io direi che siamo abbastanza in linea. Sono sicuro che la porta è sempre quella lì, nel senso, le occasioni da rete ce le abbiamo, quindi credo che sia in casa che fuori casa noi andiamo comunque in campo per vincere le partite. In questo momento non sono premianti i dati, però i dati li analizzeremo un po' più avanti. Grazie mister e in bocca al lupo per la stagione. Grazie a te, in bocca al lupo.